5 centesimi di accisa sulla benzina, una via, non l'unica. È scontro politico sulla proposta lanciata ai sindaci della Riviera riuniti a Mira dal presidente del Veneto Luca Zaia. Se da Roma non arrivano i soldi per la ricostruzione, dovrà pensarci la Regione. Replica a stretto giro il governo per voce del sottosegretario veneziano Pierpaolo Baretta. Una facoltà di Zaia, prima parli con noi. Penso che possiamo discutere insieme come fare a trovare risorse. Quella è una strada, ma non è l'unica, ci vorrà anche un intervento anche da parte nostra. Tra 24 ore a Roma il presidente del Veneto farà il punto sui danni, ma con i sindaci era stato chiaro. Un fondo catastrofale per far fronte a tutte queste emergenze, però io prima di arrivare lì a pensare ai 5 centesimi di acciso sulla benzina, che è una facoltà di legge che ho, a pensare ad altre misure più o meno volontarie, vorrei che quantomeno ci fosse una risposta da parte del governo. Un sasso lanciato che rischia di diventare un boomerang. A Zaia rispondono i parlamentari tosiani, per tutti parla il veneziano Emanuele Prataviera. Come si fa a parlare allo stesso tempo di rivolta fiscale di accise sulla benzina per aiutare i veneti, chiede indignato. I 5 centesimi servirebbero per costituire un fondo per le emergenze e nell'immediato andare a finanziare famiglie e aziende ad Olo, Cazzago di Pianiga, Mira, i comuni colpiti dal tornado dell'8 luglio. Di soldi in cassa la Regione, dopo i 6 milioni di euro erogati, non ne ha più, ma il governo c'è, incalza Baretta. Abbiamo sempre detto che si tratta di una prima parte delle risorse necessarie. Porte aperte, insomma. Intanto da Roma arriva un altro sì, quello all'emendamento PD in Commissione Bilancio al Senato all'allentamento del patto di stabilità per i comuni colpiti. 5 milioni per Dolo, 1 milione per Pianiga e Mira. In campo da subito anche le assicurazioni. Solo le Generali Italia hanno già erogato più di 2 milioni e mezzo di euro indirizzando alla famiglia dell'unica vittima dell'evento e aprendo pratiche per circa 700 sinistri, 460 per danni alle auto, 190 per danni al patrimonio. Il 90% delle pratiche è già stato esaminato. Alcuni casi complessi sono in fase di valutazione.